Al campo di Ligorna si sfidano due compagini uscenti da due sonore sconfitte, una in campionato e una in Coppa. A Genova è tutto pronto per Ligorna-Castellazzo. Al quinto minuto, dopo un bello scambio con Gatto, Costa cross in mezzo per Elde, che da solo non imprime il pallone la forza necessaria per impensierire il portiere. È la prima occasione del match. Per vedere un'altra occasione deve passare mezz'ora, quando Rossé prova lo spunto individuale, cercando la porta con un tiro da fuori, che però non trova lo specchio. 4 minuti più tardi Della Bianchina da due passi, a botta sicura, calcia in porta. Bravo Costa a respingere. Si passa così al secondo tempo, quando al 38esimo ci prova Ghiglia dalla tre quarti su punizione. Il suo tentativo finisce però alto. Insiste Ligorna, questa volta è Ciglia che da fuori prova a impensierire Rovera, ma il suo tiro è troppo debole. Prosegue il forcing dei padroni di casa, al 48esimo l'ennesimo tentativo è di Gollotti. Di testa però il difensore spara alto. Pareggio tutto sommato giusto tra due compagini che tornano così a far punti senza subire gol. Leggermente più propositivo il Ligorna, che però non trova mai l'affondo decisivo per aprire il match.